Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Madonna raga, vi giuro, sono arrivato adesso a casa, c'ho ancora le cuffie, anzi fatemi levare, c'ho pure occhiali. Mamma mia. Allora, Cagliari batte Spal 2-0. Io la partita non è che l'abbia vista granché perché ho visto praticamente i primi 25 minuti, fino all'infortunio De Castro, per farvi capire. Poi purtroppo sono dovuto tornare a casa, infatti sono tornato adesso da casa della ragazza mia e non ho potuto vedere il resto. Quindi non è che posso soffermarmi a dire com'è stata o meno la partita. E che cazzo di gol ha fatto Nainggolan? Cioè, raga, parliamoci chiaro, che cazzo di gol ha fatto? Spettacolare, cioè veramente bestiale. Non pensavo gli uscisse quella saracca da fuori. Porca troia. Bestiale, veramente bestiale. Intanto io, scusate se non vi guardo, perché sto cercando di aprire Photoshop per fare la copertina, perché mi devo portare avanti col lavoro. Regà, vittoria importante, vittoria doveva essere e soprattutto vittoria è stata. Bisognava assolutamente vincere, bisognava cercare di allungare. Io incomincio a ragionare così adesso perché mi viene da ragionare così, specialmente dopo la partita di sabato dove abbiamo visto che l'Atalanta era passata in vantaggio per 3-0, la Lazio aveva pareggiato 3-3 e noi potevamo allungare un pochettino sulla Lazio. Perché, parliamoci chiaro, secondo me adesso bisogna cominciare a ragionare così. Ripeto, bisogna cominciare a ragionare così. Comunque, altra partita con la Spalla, altro gol splendido da fuori area, veramente spettacolare. Quelli da Spal ci stavano a ammazzare tutti perché Rog, comitato a Pu, sopracciglio, arcata sopraccigliare, è andato mezz'ora fuori al campo a farsi ricucì. Castro, Porello, tra un po' moriva dissanguato. Vabbè, ci può sta, dai. Mo vinto, sono contento, sono contento, sono contento. La cosa bella è che nonostante dei problemi che abbiamo, quali assenza di trama di gioco, identità, questi problemi ormai ben noti a tutti, stiamo andando avanti. Stiamo andando avanti e lo stiamo facendo nella maniera migliore. E ripeto quello che ho detto anche nel video, dopo le 7 giornate, abbiamo comunque tutti la consapevolezza che se il Cagliari si fosse impegnato di più, potevamo avere qualche punto in più oggi in classifica. Già quello che abbiamo è tanto, è veramente tanto, però potevamo avere di più. E non è cosa da poco, raga. È tanta roba. Quindi, non lo so, so veramente contento. Sono veramente contento e mi preoccupa la prossima partita, detto sinceramente. La partita col Torino è quella che mi preoccupa di più. Perché è una squadra strana il Torino, cioè fa una partita bene e poi ne fa due sbagliate, non la riesco a inquadrare. Non riesco a capirla, non so che cazzo di pia il Torino, perché sulla carta è una bella squadretta, infatti a me mi preoccupa la prossima. Però è discontinua, ma discontinua da morire. Veramente troppo. Gli acquisti adesso dei Verdi e l'Axalt non pare che gli abbiano fruttato più di tanto. Non lo so, speriamo bene per domenica prossima. Speriamo di riuscire a portare a casa un altro buon risultato. Sono veramente fiero della mia squadra e sono soprattutto contento, questo ci tengo a dirlo, a precisarlo per onestà. Non so quanti di voi siano iscritti al mio gruppo Telegram, però io sul mio gruppo Telegram, quando ho visto la formazione, ho espresso le mie perplessità perché un'altra volta Faragò terzino, poi ho letto che in realtà non ha giocato propriamente terzino Faragò, o meglio, così hanno scritto. A me sinceramente sembrava giocasse a metà tra terzino e la mezzala, ok? E avevo comunque dei forti dubbi, non mi convinceva la formazione. E a quanto pare Maran ultimamente ci azzecca e di sta cosa sono contento perché deve essere sempre così. Deve essere sempre così.
Nonostante avevo dei fortissimi, ma fortissimi dubbi, ce la siamo portati a casa, nonostante la formazione. E di questo ne va dato merito a Maran. Niente ragazzi, quello che avevo da dire, quel poco che avevo da dire, ve l'ho detto. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!